Pochi asili nido pubblici nella regione del Veneto, secondo la consigliera regionale Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, si rende quindi necessario valutare di stanziare più fondi proprio a livello regionale. In tal senso ha promosso una mozione che ha ottenuto la totale approvazione in Consiglio. Insostenibile la carenza delle strutture, afferma la consigliera, che ora prevedono una media di 27 posti ogni 100 bambini per quanto riguarda la regione, 26 nella città metropolitana di Venezia, ma che gli standard europei quantificano in 33, prevedendone 45 entro il 2030. Il Veneto non ha fatto alcun passo in avanti per rendere gratuite le rette degli asili nido pubblici, nonostante un emendamento approvato da tutte le forze politiche che promuoveva in tal senso l'uso del Fondo Sociale Europeo Plus, mettendo a disposizione 1 miliardo di euro, utilizzato poi per la formazione. Serve agire con urgenza, sottolinea la Baldin, per non correre il rischio di perdere finanziamenti comunitari e per la ricaduta sociale che ha la presenza di asili nido nel territorio. Si tratta di un atto concreto contro la denatalità. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.